disturba la clientela, fa piccoli furti ed è successo sabato scorso che proprio in questo locale ha aggredito una cliente dandole dei calci. Bar, osterie e negozi della città sotto scacco da un mese di un trentenne marocchino che ruba, minaccia, disturba, si cala i pantaloni, incursioni a tutte le ore di giorno e di sera. Polizia e carabinieri lo vanno a prendere, lo portano in caserma e dopo qualche ora lo lasciano di nuovo andare. Su di lui gli esercenti esasperati stanno raccogliendo un dossier. Noi abbiamo deciso di denunciare la cosa alla questura di Treviso e questa ci ha detto che forse è il caso di raccogliere più testimonianze possibili da poi consegnare a loro sostanzialmente. Questo personaggio quando viene invitato ad andarsene come reagisce? Sputando per terra. Sabato mattina l'ho invitato ad uscire perché stava disturbando i clienti e ha imprecato nella sua lingua e anche nella nostra, dopodiché quando ho detto guardi che chiamo la polizia ha sbavato per terra e sulla vetrina dei tramezzini e quant'altro. Va nei locali e inizia a disturbare gli avventori e soprattutto le dipendenti, donne soprattutto. Ci stiamo un attimo allarmando perché per esempio anche sabato mattina aveva in mano un asse di legno con dei chiodi, se magari gli gira di picchiare le persone. Gli esercenti si domandano tuttavia a che punto debba arrivare perché si prendano provvedimenti nei suoi confronti. Voi cosa auspicate? Quantomeno l'allontanamento dalla città di Treviso e nel momento in cui dovesse rientrare a Treviso dopo provvederanno le autorità.